Le Forme Incantate è un concerto sul quale ho concentrato molta della mia attenzione e della mia ricerca, è un concerto sulla canzone napoletana e sulle varie espressioni. Ed è un concerto che, come tutta poi la mia ricerca, guarda la canzone napoletana come fenomeno di grande movimento culturale europeo. Quando mi dice una pensa per te, ti faccio ancora la guagliona, e spenderira un mare, sto sotto l'erba da Cristo che si spira, ma c'è chi paga perciò la sa, tengo tornando guagliona che spira, cambia la vista. Più tempo passa e più sto incamerando fan e sostenitori. È una cosa che mi fa molto felice perché sapete che io non ho tutto questo supporto televisivo da parte della stampa, quindi è una grande autoproduzione che è iniziata circa 20 anni fa, ma che sta avendo un grande riscontro. Ingamanato poco, che senza stocchi tuoi canta più. I miei sostenitori sono quelli che praticamente ogni tanto sono offesi da certa televisione sulla musica napoletana, da certi articoli, da certe interpretazioni di alcuni colleghi un po' troppo andanti. E quindi forse con la mia voce, con i miei arrangiamenti, con la semplicità dei miei concerti si ritrovano in molti. Che frasi vas tu in le ratanate, Maria Maria. Io sono sempre prima innamorata, Maria Maria. Tu sei da mia, rilla che sta bucina, rimella ancora, però non me la sa. Questo scugnizzo stilizzato è proprio tratto da una famosa piedigrotta che si chiamava Piedigrotta Amena, che poi non è altro che praticamente l'anagramma di anima. Quindi sarà lo scugnizzo poi a tenere per mano anche le forme di Kandinsky e le condurrà nel mondo della nostra grande tradizione classica. Quasi fosse grazia cosa, sta bellezza quanta cosa che mamma desidera. Si stasera sono vera nega ne, pozza amica più bella ciardera, ora spanta che va È una definizione che me la sento pure abbastanza bene addosso, perché io comunque veramente poi io canto la musica contemporanea, però mi piace pure cantare il Seicento, mi piace cantare il barocco. Bella chi che sta con te, è tanta amica a me.
nella mia passata esperienza nei 17 anni di teatro con De Simone ho cantato dalla musica sacra anzi dalle laude di Jacopone da Todi fino proprio alle composizioni di De Simone, quelle recentissime dove ci spremeva proprio con tutte le sue novità sonore. E quindi insomma in questo senso mi hanno definito, diciamo, un artista dell'Ottocento sperduto in questo mondo contemporaneo che pure mi piace ogni tanto toccare e sperimentare. Difatti è questa poi la cosa che più mi interessa. Noi abbiamo fatto come si faceva fino agli anni 50, nel senso che innanzitutto io studio le canzoni, a parte essere appassionato, il musicista è bravo, scrive gli arrangiamenti anziché azzeccarli così con 2 o 3 strumenti, quindi suoniamo, proviamo, scriviamo e poi chiaramente c'è il gusto e l'estro dell'arrangiatore. Noi partiamo all'interno del concerto dalla tradizione dei posteggiatori fino a finire ad atmosfere quasi jazz con note blu. Insomma, appunto sentirete dei suoni tipicamente popolari, ma anche dei suoni, diciamo, sofisticatamente americani, ma sempre nella tradizione classica, perché l'ensemble è formato appunto da pianoforte, contrabbasso, viola, violino, violoncello, quindi c'è il quartetto d'archi, piccole percussioni, mandolino e 2 chitarre e un flauto. Fresca l'aria e tutto lo giardino adorava da rosa certa passa. Era da maggio io non me ne scorda, una canzone cantava matto e voce. Più tempo passa e più me ne ricorda. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cuore, cuore mio lontano vai, tu me lasci con dolore, chissà quando tu rispondeva, tornerai quando tornerai ritrosa, se sto sciora torna maccia, pura macci stonga ca. Se sto sciora torna maccia, pura macci stonga ca. Io ho fatto questo concerto una volta in Francia e una volta a Belgrado, sempre con lo stesso successo, ma evidentemente l'internazionalità della musica napoletana e poi, diciamo, l'emozione che riesce a trasmettere l'interprete, insomma tutto il mondo è paese, per cui se l'emozione arriva a Belgrado come a Helsinki, come a Belfast, ma d'altra parte come arrivano a noi le emozioni dei grandi cantanti americani o francesi, insomma, o chi che sia. Se si stabilisce un'emozione comunque arriva in qualsiasi latitudine del mondo. Mare Turchia, quel destino, ti è innamorata tanta mia, sta amore mio non mi va sulla china, ma sei sciatata per chiarita sì.
Sembra bella tutta sta marina, portato cuore in terra margellina, a do che piscia sente una priezza, e insieme a loro cara interezza. Bussanne piscia con bussanne cora, che margiallino mare traditora, è troppo bella ma poter fuori, e o meglio pizza ma poter morire. Antonello Fariotti, Antonio Mambelli, Mimmo Maglionico, Michele De Martino, Dario Franco, Silvano Fusco, Rosanna Truppa, il mio direttore Gennaro Cappabianca, Nello Cannavale, Francesco Fusco, per ultimo.